Sono 80 i nuovi profughi sbarcati, anzi atterrati, oggi pomeriggio in Veneto all'aeroporto di Verona. Le 7 prefetture, in questi giorni, quasi fossero una grande agenzia di accoglienza, sono così alle prese con una situazione di emergenza alla ricerca, a volte in poche ore, di alberghi, ostelli, cooperative e comuni disponibili a mettere a disposizione camere e appartamenti. La preoccupazione è quella di superare l'insufficienza di posti in alcune province. Questi ultimi 80 profughi in arrivo, che fanno parte di un totale complessivo di circa 450, sono destinati alle province di Venezia e Vicenza. 25 verranno ospitati nella cooperativa Villaggio Globale di Mestre e dell'Ostello a Colori di Mira, mentre altri 55 saranno ospitati in provincia di Vicenza. 27 in alberghi che hanno dato la loro disponibilità, altrettanti a Bassano e Marostica. La provincia con il maggior numero di profughi risulta così Rovigo con 135, seguita da Belluno con 119 e Vicenza con 115. Più staccate Venezia con 75, Padova con 68, Treviso con 66 e Verona con 60. Le Caritas diocesane, in prima linea, non sempre però hanno gli strumenti per risolvere i punti critici. Quando si sono esaurite le nostre forze noi diciamo non che non vogliamo più accogliere, che non lo possiamo fare più da soli, ecco, abbiamo già esercitato una funzione di supplenza, ecco, abbiamo accolto anche le critiche da più parti, ecco, perché poi nascono tantissime questioni su questo, ma questo non ci preoccupa, però adesso non c'è più la capacità proprio di poter accogliere, perché l'accoglienza comunque va fatta sempre nei termini di rispetto della dignità della persona. Gli albergatori disponibili all'accoglienza sono però preoccupati per il futuro. La preoccupazione credo che noi albergatori abbiamo è quella di tutta la collettività, anche noi siamo parti e siamo cittadini alla fin fine, e la preoccupazione è quello cosa faremo fare a queste persone, cioè, sicuramente è un live motivo per poterle e doverle aiutare, questa è una cosa che sentiamo, ma credo che le istituzioni con noi debbano capire cosa poter fare per il futuro. Agli oltre 500 profughi che attualmente si sono stabilizzati in Veneto dall'inizio dell'anno se ne aggiungeranno certamente altre centinaia, anche se c'è incertezza sui tempi e anche sull'aspetto economico. Le strutture di accoglienza chiedono rinnovi delle convenzioni con il Ministero più a lungo termine. Il rimborso attuale è di 30 euro più IVA al giorno per ciascun profugo, che comprende anche una piccola somma, ovvero 2,5 euro, per i piccoli acquisti. Con cui dobbiamo pagare tutti i servizi, il servizio alberghiero naturalmente e i servizi alla persona che sono l'assistenza sanitaria, l'accompagnamento alle strutture sanitarie per le necessità del caso, il vestiario, i corsi di lingua e tutto quello che è necessario, l'attivazione delle procedure per la regolarizzazione e il riconoscimento dello status di rifugiato.